qualcuno dice, Favero, che l'indipendenza risolverebbe tutti i problemi di natura socio-politica, economica anche, almeno qui nel Veneto. È così o no? Sicuramente è così, ma io voglio dire una cosa perché molti, sai, fanno delle critiche spesso infondate e senza documentarsi. Noi l'abbiamo sempre detto, noi amiamo l'Italia perché è il più bel paese del mondo, ma l'Italia è fatta di tante nazioni senza Stato e non lo dice il segretario di Indipendenza Veneta, lo diceva in modo molto più autorevole l'ex presidente Cossiga, forse il miglior presidente che abbia avuto la Repubblica Italiana dopo Einaudi. E tante nazioni senza Stato, tanti piccoli popoli. Possiamo immaginare a un'Europa con tanti popoli anche al resto del mondo? Io credo non ci sarebbe neanche una guerra, perché ciascuno baderebbe al proprio orticello, come si suol dire, e non ci sarebbero spese folli per armamenti e qualcuno che tenterebbe di prevaricare sull'altro. Sarebbe il mondo ideale. E voglio ricordare che, siccome si citano sempre i padri costituenti, bene, quando pensavano all'Europa dei popoli, non a questo esperimento fatto di finanza da parte del signor Draghi. Questa è l'Europa delle banche, della finanza e degli stati nazionali che temono di perdere i loro confini, i confini che hanno disegnato in modo così banale, anche, basti pensare anche ai confini delle regioni italiane, senza pensare invece ai popoli. Certo. E questo è un grave problema che la gente purtroppo non ha ancora capito. Indipendenza, attenzione, come dice il professor Carlo Lottieri, significa non dipendenza, non dipendere da qualcuno.